Ciao tifosi del Napoli! Benvenuti sul nostro canale, il luogo dove ci impegniamo costantemente per migliorare e ottenere i migliori risultati possibili per il nostro club. Prima di tutto, vi invitiamo a lasciare un like e a iscrivervi al nostro canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti il nostro amato Napoli. Oggi abbiamo una notizia caldissima che riguarda il mercato dei trasferimenti. Artem Dovbyk, il noto attaccante del Girona, è pronto a dire addio al suo club attuale per unirsi a una grande squadra, e il Napoli è fortemente interessato. Dopo una stagione straordinaria, Dovbyk ha attirato l'attenzione di molti club, ma chi lo vorrà dovrà pagare la clausola di rescissione. Fabrizio Romano, esperto di mercato, conferma che la clausola di rescissione del contratto di Dovbyk è fissata a 40 milioni di euro. Questa clausola è già valida per l'estate in corso, il che significa che il Napoli, o qualsiasi altro club interessato, dovrà sborsare questa somma senza possibilità di negoziato, dato che il Girona non è disposto a trattare il prezzo. Il Napoli sta cercando un sostituto all'altezza per Victor Osimhen e Dovbyk sembra essere uno dei candidati principali. Con il suo talento dimostrato, potrebbe essere l'elemento giusto per potenziare ulteriormente l'attacco azzurro nella prossima stagione. Ora, cari tifosi, ci interessa sapere cosa ne pensate di questa possibile acquisizione. Credete che Artem Dovbyk possa essere il rinforzo ideale per il nostro attacco? Pensate che il Napoli debba investire una somma così importante per il suo ingaggio? Lasciate i vostri commenti qui sotto, la vostra opinione è fondamentale per noi. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere altre notizie e aggiornamenti sul Napoli. Insieme, continuiamo a lottare e a sognare grandi successi. Forza Napoli sempre! Grazie per averci seguito oggi, e ricordate, insieme, siamo più forti. Alla prossima, amici del Napoli!